altri. Sicuramente però il fatto che vada a perdere il PD la propria sacca di voti d'elezione, ovvero proprio Venezia, è un segnale molto forte, e questo è un segnale dell'alternanza con cui noi guardiamo con grandissima speranza, perché ripeto, la vera alternativa oggi siamo noi. Il PD sconfitto a Venezia è un segnale importante, è la dimostrazione che la gente non crede più alle promesse fatte da certa politica. Ne è convinto Jacopo Berti, ex candidato alla presidenza della Regione Veneto e neoconsigliere. Siamo pronti a governare, dice, non ce l'abbiamo fatta questa volta, ma ci rifaremo la prossima, e cita i ballottaggi vinti dal movimento in giro per l'Italia. In regione queste le priorità dei grillini. Abbiamo prima di tutto un'agenzia veneta anticorruzione che vogliamo portare all'interno della regione Veneto, quindi mai più tangenti, mai più scandali di corruzione. Dopodiché abbiamo un reddito di cittadinanza veneto, lo stanno già facendo in Lombardia assieme al governatore Maroni, leghista tanto quanto Zaia, e vogliamo aprire un tavolo di discussione per rendere illegale la povertà. E poi c'è il cavallo di battaglia degli uomini del Movimento 5 Stelle, il taglio ai costi della politica. Quell'abolizione dei vitalizi, abolizione di tutti quei costi eccessivi che sono odiosi e odiati ai veneti, e soprattutto impoveriscono i veneti e vanno a riempire le tasche dei politici. Bene, via, recuperiamo 65 milioni di euro, e quei 65 milioni di euro noi li daremo alle imprese e a tutti gli imprenditori.